Appassionati di grande futsal, benvenuti al Paladante di Sesto. Fra poco sarà tempo di grande Serie A perché in campo ci saranno il 360 GG Monastir contro il Sin Bios Petrarca. È una partita importantissima per entrambe le formazioni perché arrivano da una sconfitta entrambe con un passo falso comunque giocato contro due squadre di grande livello. Oggi è una giornata importante anche per la Sardegna che riabbraccia la massima serie del futsal dopo tantissimi anni di assenza e lo fa grazie a un 360 GG che dopo la grande vittoria nella Serie A2 ha vissuto anche la fusione con Monastir. Allora dall'altra parte c'è però il Petrarca, squadra capace, società capace negli ultimi 6 anni di passare dalla C1 al terzo posto in Serie A. Sarà una partita davvero importante per entrambe le squadre. Sono quasi pronti i due quintetti in campo e allora il 360 GG Monastir scenderà con Arasa, poi Davide Rosas, Arzu, Murga, Lorenzo Ezzi, Mattana, Danicino, Iñaki Munoz, Moura e Quintainarios. Dall'altra parte invece ci saranno Giampaolo, Bastini, Marchese, Felipe Melo Rossi, Fiusa, Parrell, Cacà, il capitano Vittor Mello Rossi, Guga e poi ancora Bissoni, Bargellini e Ben Lamrabet. Due squadre che sono già ormai quasi pronte per giocarsi questa prima partita in un campionato davvero molto importante per tutti e due. E allora con il 360 che è già praticamente schierato in campo con tanti giocatori che hanno anche giocato nella passata stagione, ma non solo, perché è veramente importante la squadra che è stata messa in campo anche quest'oggi con il portiere Tim che è anche reduce da il gol segnato nella partita di esordio anche da parte sua, ma non solo, perché poi ci sono ancora Cianchi con il numero 17 e poi con il numero 14 c'è Quintairos e poi con il capitano Murga che anche lui è reduce dalla ottima annata della scorsa stagione, senza dimenticare Iñaki Munoz agli ordini del tecnico Diego Podda. E si parte con le due squadre che vanno subito a giocare il primo pallone con lo scambio all'indietro di Parrell, poi il tentativo subito in avanti, c'è la chiusura Iñaki Munoz che protegge ancora Tim. Si parte ancora sulla sinistra dell'attacco della squadra che adesso va a portare palla con il giro palla da parte di Iñaki Munoz, poi ancora il Iñaki con l'apertura per il suo capitano, ancora il pallone all'indietro, ancora il pallone che però gira, è l'errore che porta la palla in fallo laterale. Primo fallo laterale che gioca con Parrell. Siamo in debito anche degli arbitri di oggi, sono Vincenzo Cannistra della sezione di Catanzaro e Pasquale Crocifiglio di Napoli. Al crono il Michele De Zogus di Cagliari, mentre è tutto ancora che con il pallone che viene girato all'indietro per il tocco da parte di Parrell largo, ancora Parrell che gioca con il pallone. Ancora il lancio in profondità, ancora per Parrell, prova con l'ottima chiusura da parte di Iñaki, mette il corpo alla protezione del pallone, palla che finisce fuori. Allora c'è il gioco ancora per lo scambio, il lancio in profondità, tutto sulla destra dove ha provato Murga, pallone che comunque è troppo lungo, non può essere controllato, quella che finisce fuori. Il fallo laterale con Parrell, fa girare il pallone con lo scambio ancora per il numero 13, l'apertura tutto sulla destra con la pressione alta che tiene alta Quintarius e mette in apprensione la difesa della squadra ospite qui al Paladante di Sesto. Calcio d'angolo tutta la parte opposta, prova il tiro al volo proprio Quintairos, palla che si perde alta. Primi minuti di gara ancora con Parrell, gira il pallone, chiede lo scambio, c'è ancora il tentativo di scatto, pallone troppo profondo
non ci può arrivare. E allora si deve ripartire da dietro con il capitano Murga. Fa girare il pallone ancora all'indietro Chucky. L'apertura ancora per Quintairos. Viene contratto il pallone dal capitano Victor Romello. L'appoggio ancora all'indietro, prova a far girare subito il pallone, c'è intanto il piccolo intercetto di Cianchi, ora poi il pallone che viene girato ancora, affidato alle retrovie, al lancio in profondità con Tim che può bloccare il pallone senza grandi problemi. Carlos Tim, allora ci prova, però c'è l'errore in impostazione con il tocco che è provvidenziale da parte di Iñaki a mettere il pallone fuori, l'ho sporcato del tanto che bastava, con azione pericolosa. Prova il tiro intanto in corsa l'altro Felipe Melo. Prova il 360 con questo lancio in profondità, non ci può arrivare Iñaki, non di molto l'errore in appoggio. Allora può controllare il pallone Fiusa. Si deve ripartire, ancora tutto sulla destra. Il pallone viene messo giù per il giro palla. Poi ancora Parrell con il lancio in profondità, tenuto ancora in campo. C'è il fischio del direttore di gara che ha visto il pallone uscire in fallo laterale e quindi c'è la possibilità di ripartire. Bissoni non è riuscito a tenere il pallone in campo, allora il giro palla con Cianchi, l'appoggio all'indietro, si fa vedere anche il giro palla con Parrell ancora sul pallone, lo scambio in mezzo con il tentativo di Kaká, fermato, e poi c'è anche il fallo. Tanto ci sono anche già le prime sostituzioni con i due tecnici e vanno a cambiare dentro anche Danicino per il 360, anche Ben Lamrabet per il tecnico Luca Giampaolo, una istituzione dalle parti della squadra di Padova, sesta stagione alla guida di questa squadra per Luca Giampaolo, artefice anche lui insieme al presidente della società Paolo Morlino, che hanno portato questa squadra ai vertici del futsal in Serie A, quello che è riuscita a fare anche il 360, che è partito anche dalla Serie C con la squadra e la società costruita inizialmente da Efisio Pisano con l'aiuto sempre del tecnico Diego Podda. Hanno portato la squadra alla risalita in Serie A dopo 5 stagioni di lotta. Tanto il pallone resta lì con il tocco in avanti. Chiedevano i giocatori del 360, una fattispecie Quintairos ha chiesto il fallo, per l'arbitro invece non c'era il tocco. Guga con il pallone viene messo fuori e lui a toccare per ultimo il numero 20, entrato anche lui in campo. Il giro palla per Tim, prova il rilancio lungo, palla che viene contratta e messa in fallo laterale. Si riparte dalle retrovie con scambio in avanti, pallone che viene tenuto lì e poi c'è il fallo, viene subito da Danicino, pallone che viene portato su, portato in alto. Con un calcio di punizione, ed è subito importante anche questo calcio di punizione con il pallone messo giù da Danicino e lui a controllare
che tutto sia pronto. È tutto pronto per il suo sinistro, la palla che si perde fuori, ha chiuso troppo il sinistro, il numero 10 della squadra sarda. Poi adesso c'è il controllo palla con Murga, si fa passare il pallone sotto le gambe per farlo uscire fuori. Tanto c'è l'ingresso in campo anche di Lorenzo Ezzi. Lorenzo Ezzi, un nuovo acquisto del 360 GG Monastir. Tanto il lancio di Tim in profondità con il pallone controllato da Fiuza. Il lancio ancora dalla parte opposta, c'è il controllo di Ben Lamrabet con il pallone che viene messo fuori. Può rimanere ancora in alto la squadra con la maglia rossa, con Parrell. Ancora Parrell che osserva i suoi compagni, l'apertura ancora all'indietro, ancora Ben Lamrabet con il pallone attaccato un attimo da Ezzi, lo scarico per il giro palla, ancora con la squadra ospite che va a controllare il pallone, ancora Parrell, cerca l'1 contro 1 con Ezzi che resta lì a mordere le caviglie dell'avversario, mettere il pallone in fallo laterale, ancora Ben Lamrabet che può controllarla con Arasa, giocatore tutto dietro a controllare il pivot avversario. Allora Parrell ancora con il controllo, lo scambio, ancora Parrell, l'apertura tutto sulla destra, ancora lo scambio veloce, prova a scattare Parrell, non gliela passa Felipe Melo. Allora c'è il gioco tutto sulla sinistra con il pallone messo fuori. Ezzi ancora all'indietro per Arasa, l'apertura a sinistra dove c'è Murga, il controllo ancora per Arasa, pallone all'indietro con l'errore, non si capiscono i due, ne approfitta con il pallone, con il tiro in mezzo, Tim riesce a bloccarla, allora il contropiede tentato da Danicino, l'apertura ancora troppo profonda per lo scatto tentato da Murga, pallone che si perde sul fondo. Allora c'è il controllo senza grandi problemi la squadra padovana con Fiuza da Bissoni, lo scambio, l'apertura ancora per Parrell, errore ancora in uscita ma c'è il fischio dell'arbitro, il fallo segnalato ad Arasa, pallone che dovrà essere messo poco vicino alla linea, la mediana del campo, con il controllo palla per Parrell, che aspetta il posizionamento dei suoi compagni, appoggio all'indietro, l'apertura da parte di Felipe Melo, poi il lancio tutto in profondità di Bissoni, errore, ci ha provato con il lancio lungo sempre per Kakà. Rassa per il controllo di Murga, lancio in profondità per Danicino, ancora Arasa con il pallone incollato tra i piedi, si allarga, mette in mezzo la deviazione con l'ottimo intervento da parte di Juan Felipe Fiuza a mettere in fallo laterale il capitano del 360 Monastir che tiene il pallone adesso sulla linea del fallo laterale, l'apertura, c'è il fischio dell'arbitro, un errore di posizionamento del pallone e allora Felipe Melo, Rossi, pallone con in mezzo, il tiro, la palla che finisce in rete e Lorenzo Ezzi a sbloccare la partita. Il primo squillo è del 360 Monastir. Rossi, e allora con questo destro perfetto a non lasciare scampo a Fiuza, con in mezzo il tiro, la palla che finisce in casa per il 360 Monastir che va a segnare con Lorenzo Ezzi beccato in mezzo all'area di rigore con il numero 7 indiavolato che mette alle spalle di Fiuza, niente da fare per il portiere della squadra del Petrarca che deve subire la prima rete stagionale in trasferta. Viceversa la prima in casa per la squadra di mister Podda ad opera di Ezzi.
trovato in mezzo all'area di rigore solo. Adesso cambia, esce, si va a prendere la standing ovation della panchina con il ritorno in campo di Cianchi. Deve ripartire, allora Petrarca che va adesso con il tiro, la palla che esce di un soffio, Kaká in mezza rovesciata, tutta la qualità del numero 14, alta di un soffio. Allora si riparte con il 360 che ha rischiato in questa circostanza anche il Synebios Petrarca, squadra ostica, una squadra che, come dicevamo in sede di presentazione, è riuscita a fare qualcosa di importante in pochi anni, a salire in Serie A, a giocarsi i playoff. La squadra di Luca Giampaolo nel palmarès ha anche una Coppa Italia di C1, anche una di Serie B. Tra l'altro scorso marzo, nella stagione precedente, proprio il Petrarca anche qua va a recuperare il pallone con il tiro contratto da Murga. Ci ha provato Felipe Melo con il pallone contratto. Petrarca che resta lì con Parrell a controllare che tutto sia a posto. Anche Benlamrabet che adesso va a prendersi il pallone, il tocco proprio per Felipe con il pallone messo fuori ancora dal 360, ancora un fallo laterale. È sempre Parrell con Benlamrabet con il tiro in mezzo, allora si parte con il contropiede, 3 contro 2, adesso 3 contro 3, ripiega tutta la squadra della Petrarca, ma il tiro sulla traversa è quello di Quintairos. Proprio quando c'è il fischio per il time out a 13 con il contropiede, 3 contro 2, adesso 3 contro 3, ripiega tutta la squadra della Petrarca. Dopo la rete messa a segno da Ezzi che ha sbloccato la partita, c'è stato anche il tentativo di pareggio subito di Kaká con una prodezza in di mezza rovesciata, palla alta di poco, e dall'altra parte proprio pochi istanti fa Quintairos con il tiro, la palla che ha sfiorato la traversa, c'è stato il tocco, la palla si è anche impennata. Sfortunata in questa circostanza la squadra di Mr. Pod. Dall'altra parte invece il tecnico Giampaolo, stavamo dicendo anche del scorso marzo, quando la squadra padovana ha sfiorato l'accesso alla finale di Coppa Italia. Poteva arrivare ai calci di rigore, squadra con il palo a 5 secondi di Rafinha. Squadra premiata, dicevamo, con i playoff per il terzo posto dietro le prime due della classe. Squadre fortissime in Serie A, anche se la nuova stagione si è aperta con anche tante novità anche dal punto di vista del regolamento, poi ne parleremo. Intanto c'è il fallo laterale con Murga sul pallone dietro per il tiro al volo, cercato da il tentativo di Arzu, anche lui in campo, palla alta, allora si può ripartire con il controllo di Felipe all'indietro, lo scambio con Guga, l'apertura ancora Guga che prova a partire, prova il gioco di gambe, palla che gli viene sporcata in fallo laterale da Quintairos. Anche Guga con il suo gioco di gambe, fallo laterale, si resta in zona offensiva. Eccolo ancora il numero 20, ancora Guga, prova a tenere il pallone incollato al piede, ancora la deviazione fuori di Quintairos, palla che viene adesso posizionata proprio Felipe con il tiro dalla distanza, tentato da Guga, parata, un tuffo abbastanza facile per Team, l'apertura, il gioco di gambe, niente da fare, e allora ancora Guga prova con il passaggio in profondità a controllare Cianchi, c'è però il tocco proprio del 17. Il 360, una palla che finisce fuori in calcio d'angolo dalla parte opposta. Benlamrabet non ha un facile controllo, pallone regalato alla squadra sarda che arriva qua al Paladante di Sestu per la prima giornata in casa dopo la sconfitta per 4-2, anche se di fronte all'esordio non facile
l'esordio per la squadra neopromossa del 360, ha giocato contro la Feldieboli. Intanto adesso c'è il tentativo ancora dalla distanza di Cianchi, buona la risposta di Fiuzza, ancora in calcio d'angolo. Ma quando ci provano anche da fuori i giocatori di Mister Podda creano grandi opportunità. Allora Cianchi mette il pallone giù dalla parte opposta, ancora il tentativo da parte di Arzu, alla respinta. Palla che viene adesso restituita. Tommaso Arzu, classe 2003, il laterale, oggi in maglia numero 20. Intanto il controllo, l'appoggio proprio per lui, il controllo, l'apertura per Cianchi. Tentativo di scambio, ancora Arzu con il pallone in avanti, scatta, mette in mezzo, ancora Cianchi con la sfera che poi viene liberata e messa fuori in profondità. Poi c'è l'appoggio tutto all'indietro da parte di Quintairos. Team lunghissimo, Fiuzza blocca senza grandi problemi. Pallone in fallo laterale. Si può battere questo fallo laterale, l'appoggio all'indietro per team lungo, il rilancio sempre teso, ancora fuori misura, non ci può arrivare Murga. Palla adesso controllata ancora dalle retrovie con l'apertura di Victor, con il pallone tra i piedi ancora di Victor Mello Rossi, pallone fuori. Lo scambio, ancora il pallone adesso in profondità per Marchese, in campo anche lui, appoggio all'indietro, di nuovo il giro palla con Parrell, ancora Marchese, l'appoggio, lo scambio, giocano molto palla, adesso però c'è l'errore in appoggio, Cianchi all'indietro, passaggio di Arasa per controllo di Murga, ancora il 360 va alle retrovie. Controllo palla però sulla pressione della squadra del Petrarca, sbagliano anche in fase di ripartenza dell'azione i giocatori del 360. Allora è Parrell che lascia il pallone per Bissoni, palla che viene contratta. Il pallone che viene messo fuori di poco, allora il controllo ancora di Bissoni all'indietro, ci prova a chiudere la distanza, palla che finisce fuori e quindi si può ripartire. Il pallone adesso sì, posizionato, eccolo Ezzi a controllare l'appoggio all'indietro, Murga lungo, tutto sulla sinistra, non ci può arrivare Quintairos, palla fuori. Rientra in campo anche Ben Lambrabet con l'uscita del capitano Victor Mello Rossi, palla fuori e adesso controllata per l'appoggio e il giro palla, ancora Ben Lambrabet, tutto sulla destra, poi scatta Ben Lambrabet, non gli dà il pallone Parrell, adesso ci prova con il lancio lungo invece Marchese, palla troppo esterna. Team a controllare, palla sparacchiata via sulla pressione alta dei giocatori di Padova. Allora si gioca ancora con la ripartenza, ancora dal basso, lo scambio per Parrell, il taglio nella posizione di pivot, poi l'appoggio per Ben Lambrabet, il gioco di gambe, perde però il contatto col pallone Ezzi, allora prova a distendersi, Ben Lambrabet ritorna ancora con grande foga, poi un po' forte il passaggio per Kakà, palla sporcata in fallo laterale. Il tecnico Giampaolo che dà indicazioni ai suoi adesso per questa azione di ripiegamento. Danishino all'indietro, ancora per Arasa, lo scambio con Murga, poi Iezzi,
c'ha di fronte a Ben Lambrabet e Parrell vicino, più indietro Bissoni. Prova il lancio per un attimo Danicino con il pallone contratto e si deve ripartire da Tim, estremo difensore, il 360. Adesso il pallone tutto su in avanti con Danicino, l'appoggio per Murga, l'apertura troppo arretrata per Arasa, niente da fare, tanto ritorna in campo anche Felipe Mello, pronto a rientrare anche Guga. Proprio Felipe Mello per l'altro neoentrato Guga, scambio tra i due, apertura a destra, ancora Guga, l'appoggio, va avanti col giro palla per provare a stanare il 360 che va su, poi intanto c'è Bissoni messo a terra e intanto attenzione, arriva anche il primo cartellino giallo per Danicino. Il primo cartellino. Non se la sono andata a dire Cino con Bissoni. Finito a terra, calcio di punizione. Così l'arbitro ha deciso di assegnare questo calcio di punizione. La posizione importante, quasi all'altezza del dischetto del tiro libero. Va a posizionarsi adesso la barriera voluta dal portiere 360 Monastir con Tim, ne vuole 3. Ci sono Danicino, Murga, adesso a 2. Iñaki va sul palo, anzi è Cianchi sul palo. Tanto prova Victor Mello con il tiro piazzato e poi sparata via in fallo laterale. Brivido con il pallone, cercato di piazzarla il capitano del Petrarca, la respinta, calcio d'angolo, si resta ancora lì in fase d'attacco con il tentativo al volo, ancora Bissoni fermato però con il tiro, poi senza grandi pretese da parte di Danicino, palla viene messa fuori con Fiusa che va a riprendersi il pallone. Juan Felipe Fiusa lungo in profondità con Tim che va a smanacciare, la messa fuori. Bissoni sul punto di battuta. Tiago Bissoni con il pallone in mezzo, la respinta e ancora lui, Tiago Bissoni, il pallone adesso messo lì tra i piedi per l'appoggio tutto all'indietro per Fiuza con lo scambio. Ancora in avanti il lancio in profondità, poi il colpo di testa a liberare per il 360 che però perde ancora il pallone. Guga con l'appoggio per Bissoni con il controllo, ancora Guga, sempre lo scambio con Bissoni con il pallone tra i piedi, lo scambio non trova l'1-2 cercato da Kakà proprio per il ritorno, palla per Felipe Mello con il pallone che è recuperato dal 360, la gioca Onezzi ancora all'indietro sul portiere, attaccato con Guga che per poco andava a disturbare il rilancio, si va da una parte all'altra e Fiuza con il pallone tra le mani, appoggio per il controllo palla, Tiago Bissoni con il pallone perso, tiro da parte di Arasa, prende troppo di esterno e ritorna allora in campo Cianchi di nuovo con l'uscita proprio di Danicino. Si vede in campo di nuovo anche Quintairos con il Mister Poda che va a ridisegnare 2/5 della squadra in campo. Dall'altra parte si parte ancora dalle retrovie con Fiuza con il pallone in profondità, il colpo di testa sparato via, poi
proprio da Quintairos. Palla ancora per Fiusa, l'appoggio Parrell, tutto per Victor Mello, poi all'indietro Marchese a proteggere palla, prova e trova con grande precisione per un attimo Parrell, palla che finisce fuori. Fallo laterale battuto ancora dal 360 Monastir con il pallone, con l'errore però il tiro, la palla che squilla troppo alta. Parrell non se l'è fatto dire due volte, ha visto lì il pallone avvicinarsi, ha scaricato il sinistro, palla alta sopra la traversa. E allora si riparte. Lo scatto tutto sulla destra, Fiusa con grande tempismo va a anticipare Cianchi che aveva provato lo scatto. Cristian Cianchi, palla che adesso è rimessa in gioco. L'ottimo gioco di gambe, poi palla messa fuori. Quintairos provato a tirar fuori qualche grattacapo per la squadra avversaria. Fallo laterale ancora con Cianchi. Palla tutto dalla parte opposta con il tiro al volo provato da Quintairos. Anche Mattana va adesso tutto sul secondo palo, lo richiamano i suoi compagni, Iñaki nella fattispecie, e allora Cianchi va a mettere lì il pallone, tutto il Petrarca si ripiega con 4 uomini di movimento a difesa, fallo laterale, prova il tiro, proprio Quintairos, respinta ancora da Fiusa. Ancora Cianchi, palla all'indietro questa volta, il tiro piazzato, doppio palo e poi la palla che finisce in rete per il 2-0 con il gol ancora tutto italiano da parte di Mattana. Fiusa, ancora Cianchi, palla all'indietro questa volta, il tiro piazzato per il 360 e dopo Ezzi anche Mattana, e sono due sardi proprio qui al Paladante di Sesto a portare sul 2-0 il 360 Monastir. La giocata, il doppio palo, ma era lì Mattana a non farselo dire due volte, troppo goloso il pallone da mettere in rete, niente da fare per la retroguardia del Petrarca che adesso deve ritrovare la serenità e la calma che l'ha contraddistinta nella passata stagione. Petrarca poi in difficoltà in questo avvio di campionato, Petrarca che oggi deve fare a meno però di giocatori importanti, con Antonio Molaro che è stato squalificato, deve passare intanto con il gioco, tutta la parte opposta, prova il tiro con Parrell a giro, la palla resta lì, ancora contratta, la respinta con Tim che resta a terra, il pallone ancora girato dal Petrarca, il tiro, la palla fuori, tentato il tiro da Felipe Mello, palla fuori con Tim che resta a terra. Ma c'è subito la risposta del Petrarca, il tiro dalla distanza tentato da Parrell con Tim che è riuscita a tenerla lì, poi ha preso una botta sul tentativo di respinta in rete. Gli arbitri non hanno ravvisato gli estremi per il fallo sul portiere che aveva respinto corto il pallone come un falco, ci ha provato a buttare dentro il pallone il Petrarca. Intanto c'è anche Cara che si scalda, il secondo portiere, un altro sardo tra le fila del 360 Monastir che si sta scaldando. Vediamo Tim se riuscirà a riprendersi. João Carlos Tim, il brasiliano di Curitiba classe 95. Tim che aveva segnato il primo gol del 360 nel campionato di Serie A, nella sconfitta per 4-2 rimediata ad Eboli, vice campione d'Italia. Dall'altra parte invece la sconfitta per la squadra di Padova all'esordio nel campo in casa contro la squadra di Avellino 6-1. Partita storta per la squadra
del Petrarca. Tim con il dito bendato non ce la fa, vediamo se potrà poi ritornare più tardi. Nel frattempo eccolo Cara che fa il suo esordio in casa, la palla però sbagliata adesso dalla squadra del Petrarca. Si riprende subito Tim che torna a difendere i pali. Pochi secondi per Cara, innanzitutto vanno anche a statistica. Ecco il lancio in profondità con Fuse ancora nell'uscita, provato il lancio in profondità per Iñaki. Muñoz con il pallone messo fuori, ancora Iñaki. Pallone all'indietro, Danicino, lo scambio ancora per Quintairos, fermato Parrell, poi c'è il fallo. 3 falli a testa per le due squadre. A 6:12 dalla fine del primo tempo. Si gioca ancora con Parrell, l'apertura tutto sulla destra, si fa vedere con il controllo palla ancora all'indietro. Parrell, la magia per il passaggio su Kaká, l'appoggia ancora all'indietro, sempre Parrell, l'apertura lunga ancora per Kaká, il controllo palla, sempre il numero 14 a proteggere il pallone, sempre Kaká, ci mette il corpo, non lo molla Iñaki. Kaká è costretto a ritornare sui suoi passi, poi prova a partire, fermato dall'aiuto di Cianchi, mettere fuori il pallone. Ancora il pallone all'indietro, lo scambio per Kaká, l'apertura ancora del gioco, il pallone tenuto, il passaggio all'indietro, poi Felipe Melo, cioè il pallone finisce fuori. Altri cambi per le due panchine. Esce Kaká, rifà ingresso in campo, ancora Thiago Bissoni, palla con Tim tra le mani, si è rivisto anche Ezzi, lancio di Tim in profondità, palla messa fuori da parte di Victor Mello, il fallo laterale. Scambio Danicino, l'apertura per Ezzi, ancora Cino, tutto dalla parte destra, adesso prova a salire ancora il Petrarca. Tim prendere il pallone, il rilancio lungo, profondità, la prende, la tiene Fiuza, chiede il sostegno ai suoi, va il capitano Tormello, l'apertura, l'errore però di passaggio, il pallone fuori, tanto si è andato a sedere di nuovo Felipe Melo, un pallone messo fuori. Le due panchine che vanno nelle rotazioni continue dei due tecnici che stanno dando spazio a quasi tutti i giocatori in campo. Tanto ancora Cara, rientrato in campo, per un attimo ci ha provato Danicino, palla messa fuori. Il colpo di tacco, Parrell attaccato da Arasa, il pallone ancora in avanti, il controllo per Guga, l'appoggio all'indietro, ancora Guga, lo scambio tutto indietro per Victor Mello con il pallone, l'apertura sempre per Guga, ancora a destra, chiede lo scambio, sempre Guga, prova con il destro, palla alta sopra la traversa. Ci ha provato Tim a stringere i denti, però è costretto ad uscire di nuovo. Arasa con l'apertura per Murga, niente da fare, pallone regalato. Guga sul pallone, apertura per Parrell, ancora Guga. Il tentativo con il pallone sporcato da Murga, rientrato di nuovo Tim in porta, pallone che si perde sul soffitto, sarà il fallo laterale per il Petrarca Padova che gioca adesso con il pallone messo in fallo laterale per Rafael Ferreira da Silva. Parrell mettere giù il pallone, appoggio all'indietro per Felipe Mello, l'apertura a destra per Bissoni, ancora prova a partire da solo, ci ha tentato la magia Parrell, pallone che è rimasto lì.
Murga per Arasa, scambiano i due, pallone con l'1-2, ancora Arasa, parte da solo, con il tiro, la palla fuori di un soffio, vicino il terzo gol per il 360 Monastir, che ha recuperato ancora il pallone con Ezzi, l'apertura e il passaggio tentato ancora per Danicino, il pallone all'indietro, poi Murga contratto da Victor Mello, palla messo fuori, rientra di nuovo in campo anche Benlambrabet. Magia di Murga con il pallone tra i piedi, torna all'indietro la Veronica per liberarsi del suo avversario e giocare di nuovo in tranquillità. Il pallone prova lo scambio veloce, la squadra di casa perde il pallone, la recupera ancora Kakà, poi ancora un errore e poi è Arasa a farlo rimbalzare nei piedi dell'avversario. In questo caso era Victor Mello Rossi, il capitano. Altri cambi, la panchina di Mister Podda. Ritorna Quintairo Salto a giocare tutto il pallone, però controllato da Iñaki. Appoggio per Murga, largo per il colpo di testa dalla parte opposta, sale ancora Fiuza a mettere fuori. Sempre le ottime letture del portiere Luan Felipe Fiuza, del Petrarca, che va a giocarsela adesso ancora questo tentativo di difesa. Pallone scambiato con il gioco portato avanti per un attimo da... C'è il fallo, l'ha provato Arzu, però c'è il calcio di punizione. Bissoni con il pallone scaricato e poi il lancio in profondità ancora per Kakà, che va a controllare, ne ha due, ancora Kakà, Caparbio la tiene, prova anche il tocco, ha provato a fare il massimo da questa circostanza, era difficile riuscire a giocare questo pallone. Kakà è riuscito a fare il possibile, tanto 360 che rilancia il pallone, lo regala però a Fiuza con il pallone tra i piedi. Adesso per Victor Mello l'apertura ancora del gioco, tutto a sinistra. Benlambrabet, provato lo scambio, ancora in posizione alta con il tiro che esce di un soffio, ancora Kakà, il diagonale con il sinistro un po' chiuso, è partito troppo di interno piede, provato il secondo palo, la che non è andata troppo distante dalla porta difesa ancora da Tim. Il dito fasciato adesso, tanto Arzu scarica per il lancio di Murga, il colpo di testa a liberare, poi l'appoggio ancora per Kakà, l'apertura per Victor Mello, ancora il pallone all'indietro per lo scambio, il pallone messo fuori in fallo laterale, il tentativo di passaggio lungo per Kakà anticipato da Iñaki, palla fuori. Messo fuori da Tiago Bissoni, pallone che viene recuperato per lo scatto ancora di Arzu, va Arzu da sola, prova il destro, magia di Fiuza, palla fuori, calcio d'angolo, ma anche Tommaso Arzu voleva iscriversi nel tabellino. Tommaso Arzu, cagliaritano doc, palla all'indietro, prova poi con il destro, ancora tiro dalla distanza tentato da Iñaki, palla fuori, c'è la deviazione, c'è il calcio d'angolo. Calcio d'angolo con il pallone che è tra le mani del capitano del 360 Jesus Murga. Anche Murga ormai qua col 360, lo spagnolo universale, mette il pallone in mezzo con la deviazione per un attimo di Victor Mello. Fiuza la recupera, allora l'apertura sulla sinistra, Parrell per un attimo qualche difficoltà, il pallone ancora attaccato tra i piedi per
Lo scambio ancora Parrell, lo scambio all'indietro con Felipe Melo, poi Victor Melo, il pallone per Thiago Bissoni, poi ancora lo scambio per Parrell, rientra sul destro, ha lo spazio per il tiro, la magia, questa volta è di Tim con il pallone messo fuori in calcio d'angolo. Ma il Petrarca a 1,26 dalla fine del primo tempo si fa vedere ancora pericolosamente, ancora una gran parata di Tim con il time out chiesto dai due tecnici, con il 360 GG Monastir che va ancora sul 2-0, 3 falli per parte in questa seconda partita di campionato. Questa partita ha fatto il suo esordio proprio Iñaki, che era squalificato, centrale spagnolo classe 95, squalificato la scorsa stagione, quindi oggi in campo per Mister Podda, che sta facendo girare tanto la sua panchina, e non è un mistero che proprio i ragazzi sardi sono stati più pericolosi oggi, con le prime 2 reti in casa. Dall'altra parte però Petrarca tutta la partita ancora, 1,26 questo primo tempo e tutto un secondo tempo per cercare di venire a capo di una stagione partita non benissimo per i ragazzi di Giampaolo, che adesso battono questo calcio di angolo, palla provata a girare verso la porta di Victor Mello, ancora Victor Mello con il pallone, si allunga, lo tiene lì, Anzino fuori, fischiano gli arbitri, Tim può rimettere il pallone in gioco, Parrell prova ad attaccare e tiene alta la squadra, anche il Petrarca costringe a perdere il pallone il 360, adesso Fiusa con il pallone, ancora per Victor Mello con il pallone però verso Tim, sparacchia via, ancora Fiusa si fa vedere a fianco a lui, Felipe con il pallone sbagliato però per un attimo. Giro palla, stavolta era proprio Iñaki, l'apertura per Danicino all'indietro, il pallone, chiedono infrazione i giocatori del Petrarca, tutto regolare. Allora Arassa con il pallone tra i piedi, prova lo scambio per il tentativo di passaggio di Cianchi, palla che finisce fuori, pallone per Felipe Melo, appoggia all'indietro, Parrell, Kaká, ancora Parrell, Felipe alla lunga ancora per Kaká, ci arriva Iñaki, poi mette il pallone fuori, l'ultimo tocco di Kaká allo laterale, appena battuto. C'è Arassa trattenuto, per l'arbitro è tutto regolare, si parte ancora con il controllo palla del Petrarca, c'è il fallo, questa volta fischiato per l'intervento subito da Thiago Bissoni, pallone che è subito rimesso in gioco, ancora Parrell, Kaká a sinistra, Parrell dice su movimento ai suoi compagni, Felipe prova, Felipe Melo a lanciare il pallone in profondità, là fuori. Tim la rimette in campo proprio quando finisce il primo tempo e allora si va a riposo col risultato di 2-0 per il 360 GG Monastir sul Petrarca. E allora per noi c'è un piccolo stop e poi ritorniamo qua dal Paladante per il secondo tempo. Amici di Futsal TV, bentornati al Paladante di Sestu, è tutto pronto per questo secondo tempo tra 360 GG Monastir contro Petrarca Synbios Padova, con la squadra di casa che sta dando il via adesso alla ripresa in vantaggio per 2-0 per effetto delle reti segnati da questo ragazzo con la maglia numero 7 Ezzi e poi il raddoppio di Matana. Intanto c'è il lancio in profondità con il pallone per un attimo perso tra le mani, intanto Kaká lunghissimo viene fermato, si riparte subito a 1000 come si era perso il primo tempo con lo scambio. Ezzi messo in condizioni davanti al portiere, niente da fare, si riparte con Parrell, lo scambio per Felipe Mello, ancora Felipe Melo Rossi con il pallone, l'apertura per il tentativo di Kaká anticipato, palla all'indietro, Tim ha subito anche un colpo alle dita ma è tornato senza problemi tra i pali l'estremo difensore del 360 e adesso vede il suo omologo dall'altra parte
Fiusa con il pallone tra le mani, allora Felipe Melo, pallone all'indietro per Victor Mello con il pallone scambiato, ancora Felipe Melo, l'apertura ancora per il suo capitano, lo stop in mezzo di Kaká, prova a girarsi con il destro, palla fuori di un soffio, forse ha colpito anche il palo esterno, c'era Tim con la manona a fianco al palo a coprire l'angolino. Palla viene messa in gioco adesso dal portiere del 360, Lungo con il tiro al volo cercato per un attimo da Danicino, palla messa fuori e allora ancora Fiusa con il pallone tra i piedi, il lancio lungo ancora per Kaká, lo stop incollato al piede il pallone, si fa vedere il passaggio all'indietro ancora per Victor Mello, l'apertura ancora per Felipe Mello con il pallone sempre all'indietro, Parrell, Kaká, ancora Parrell attaccato da Murga, intanto il pallone per Felipe Mello con il pallone ai suoi piedi, il sinistro non riesce a dargli il giro giusto, gli è rimasto aperto il piede, palla finita fuori dopo pochi minuti in questo secondo tempo. Due squadre sono alla ricerca dei primi punti in campionato, intanto sparato via il pallone dal 360. La prima partita, 2 sconfitte, ma siamo appena all'inizio per queste due squadre. La prima in casa per la squadra sarda, la prima in trasferta per quella padovana. Intanto c'è il pallone rimesso in gioco da Parrell, lo scambio per Felipe Mello, ancora Parrell, Kaká, posizione di pivot, si allarga Victor Mello con il pallone ancora tra i piedi, Ez gliela sporca in calcio d'angolo e subito lì pronto Victor Mello all'indietro per Kaká, ancora Parrell, cerca l'1 contro 1, Parrell il pallone sempre lì per gli arbitri, il pallone era uscito in fallo laterale, ricordiamoli anche gli arbitri, Vincenzo Cannistra di Catanzaro, Pasquale Crocifiglio di Napoli, al crono Michele De Sogus di Cagliari. Il pallone adesso tutto dalla parte opposta con il tentativo, il pallone in mezzo e tiro con la palla che resta lì per poco, Quintairos non è arrivato, Altris. Intanto dall'altra parte il pallone incollato per il tiro, questa volta provato da Kaká, palla fuori. Si gioca a ritmi indiavolati con il cambio gioco dall'una e dall'altra parte del campo, le due squadre vicine al gol. Ancora Quintairos fermato in fallo laterale, è pronto a rientrare anche Arasa, esce il capitano Murga, Arasa all'indietro, lo scambio ancora lui sul pallone, prova Quintairos, pallone perso, il pallone da adesso dall'altra parte con Kaká, l'anticipo di Tim che gli chiude la porta, fallo laterale ancora per il Petrarca, può andare a battere, tanto l'arbitro va a parlare con Quintairos, invece il ritorno in campo di Tiago Bissoni, maglia numero 25 di mister Giampaolo, ricordiamo il tecnico della squadra veneta, 6 anni su una panchina che è riuscito a portare a grandissimi livelli. Ricordavamo in apertura terzo posto dell'anno scorso con grandissime soddisfazioni per una squadra che nel giro di 6 anni è passata dalla C1 alla A, e poi adesso con il tiro a giro provato da Felipe Mello, palla fuori. Intanto Kaká abbandona il campo, entra al suo posto Marchese a prendere il posto di pivot lì davanti. Intanto per un attimo Iñaki con il pallone tra i piedi, l'apertura troppo profonda per Quintairos, palla fuori.
Si gioca con Felipe Melo, la palla per Tiago Bissoni, poi l'apertura per Parrella, ancora Felipe Melo Rossi con il pallone, l'apertura di nuovo, sono sempre gli scambi. Adesso il tocco un po' pericoloso per Fiuza che deve sparare via questo pallone senza fronzoli, il portiere del Petrarca. Il tentativo per un attimo è riuscito a mettere pallone pericoloso. Iñaki all'indietro, Arasa l'apertura, tutto sulla destra, palla lunga. Palla fuori, la controlla, la guarda Fiuza che esca a prendersi il pallone adesso il portiere di Padova, Parrell, lungo per proprio Marchese, scambio Tiago Bissoni, fermato in fallo laterale. Rientra in campo il capitano del 360 Murga, esce fuori Iñaki. Là fuori adesso con Tiago Bissoni all'indietro per Felipe Melo, l'apertura per Parrell, si fa vedere Bissoni, passaggio per Felipe Melo Rossi, il pallone ancora lo scambio Parrell, c'è Murga che finisce a terra, poi ci mette la scivolata, tutto regolare per gli arbitri, sarà fallo laterale. Quintairos sul pallone, Mariano Quintairos Marin, argentino di Buenos Aires, classe 84, che lui esperto giocatore, il 360. Quintairos riconfermato alla passata stagione. Tanto si gioca ancora palla avanti, messo fuori da Arasa, fallo laterale. Arasa ha qualcosa da dire al direttore di gara che lo guarda storto, sarà fallo laterale ancora per il Petrarca. Va con Tiago Bissoni, l'apertura del gioco adesso a sinistra, passaggio all'indietro per Victor Mello, poi l'apertura sempre per Bissoni, scambiano i due laterali. Scambio di Kaká, palla ancora in avanti, adesso giro palla rapido del Petrarca con Tiago Bissoni che trova la deviazione di Arasa in fallo laterale. Tiago Bissoni, palla in mezzo, sporcata, fallo laterale, 15:45 da giocare. Se ne sta andando anche il quinto minuto di gioco della ripresa, con il pallone viene restituito a Tiago Bissoni, l'ha messa giù, c'è tutto sulla destra, c'era Victor Mello, chiede sostegno al suo portiere, prova il tiro teso, palla completamente alta, quella di Fiuza. Adesso è Tim, chiama in causa Arasa, l'apertura per Quintairos, poi lo scambio per Murga, palla per un attimo persa, c'è la Kaká come un avvoltoio ma c'è il fischio dell'arbitro, il contatto con Victor Mello che va a parlare con l'arbitro, a chiedere spiegazioni per questo fallo fischiato. Il pallone messo adesso giù da Quintairos, lo scambio per Murga, lungo in profondità, il tentativo di passaggio per Danicino, palla recuperata dalla squadra di Padova con Bissoni, adesso l'apertura, lo scambio, va Guga con il pallone, glielo porta via, glielo sradica Quintairos, palla avanti con la puntata, fuori non di molto, ha cercato il tiro, erano coperti i suoi compagni che stavano accompagnando la sua azione di attacco. Tiago Bissoni in fallo laterale, all'indietro per Felipe Mello, ancora Tiago Bissoni, Kaká non ci può arrivare, palla troppo esterna, intanto si prepara anche Ben Lambrabet a tornare in campo per il tocco adesso all'indietro. Murga, apertura Danicino, palla sparata via con
Fiuza con Benlamrabet vicino a Dessiam. BenlamraBet, nato a Massa, laterale che è stato formato in Italia, proviene dal Feldieboli, da Città di Massa, scusate. Intanto c'è calcio di punizione con il tecnico Giampaolo che dà indicazioni al capitano Victor Mello, il brasiliano centrale difensivo, confermatissimo dalla squadra padovana. Intanto l'uscita dal campo di Guga. Eccolo il capitano Victor Mello. Parrell, si fa vedere Thiago Bissoni. Ancora Thiago, il pallone tra i piedi, prova a liberarsi della pressing di Arasa, non gli dà scampo, sale, rimane lì alta, 360. Proprio Benlamrabet, l'ultimo a toccare per l'arbitro, con Arasa che va, adesso si allontana dal punto dove andrà a battere il fallo laterale capitano Murga. Ancora Murga con il pallone fermo, prova a mettere in mezzo, c'è il fischio degli arbitri. Sbagliato la rimessa il capitano del 360 Monastir, e allora Benlamrabet può ripartire con l'appoggio all'indietro per Fiuza. Si fa vedere in profondità l'uscita di Tim in due tempi, il secondo con i piedi ad anticipare Thiago Bissoni, palla in fallo laterale. Parrell per il tiro dalla distanza provato da Victor Mello, la blocca Tim. Murga all'indietro, palla sparata via da Iñaki. Fiuza la tiene lì con Victor Mello, l'apertura per Benlamrabet, poi dall'altra parte l'errore di Parrell, 2 contro 1, ancora il gioco, l'apertura per Murga in mezzo, Benlamrabet a dire di no e poi lanciare. Parrell dalla parte opposta, ci sono Thiago Bissoni e BenlamraBet in mezzo, va da solo Parrell, perde il pallone, allora altro contropiede, palla con Iñaki che se la allunga, facilita l'uscita di Fiuza. Ezzi applaude, però era tutto solo. Lorenzo Ezzi con questo contropiede 360 che può battere ancora con Iñaki. Lo scambio da Nicino all'indietro, Ezzi, Murga, ancora Dani Cino, perso il pallone. Guga con i piedi, Victor Mello, l'apertura per Parrell, ancora fermato Murga con il pallone, poi l'errore e la ripartenza per Victor Mello, va da solo, altro errore e adesso sono 2 contro 1, prova Iñaki ancora, l'apertura adesso per Ezzi, palla fuori, non di molto ma non c'è un attimo di tregua per le due squadre, destra-sinistra, i due contropiede. Questa volta Ezzi ha ricevuto il pallone da Iñaki, tanto c'è un po' di affaticamento per un giocatore del, sembra Parrell, tanti minuti anche per lui, costretto ad uscire. Rafael Ferreira da Silva, brasiliano confermatissimo anche lui per la squadra del Sin Bios Petrarca, in un anno dove dicevamo è cambiato tanto anche nel regolamento, che ha costretto a rivedere un po' tutto il movimento per dare spazio, si è voluto dare spazio agli italiani nei roster delle formazioni, delle squadre di Serie A, con il nuovo regolamento che ha portato tante società a doversi liberare di giocatori non italiani o non formati nella propria società, con il limite più ristretto dei giocatori stranieri imposto dalle nuove regole. C'è stato anche quindi
la possibilità per squadre che non, di primissima fascia di poter usufruire alcuni giocatori che hanno lasciato squadre importanti. Facevamo riferimento prima alla Feldi Eboli, con proprio la squadra del Petrarca, che ha potuto portarsi in rosa Tiago Bissoni, con l'anno scorso era della squadra della squadra vice campione d'Italia. Adesso si gioca però in campo con Tim a prendersi il pallone. Allora lo scambio per Arasa, l'apertura ancora per Iñaki, pallone sempre per lo scambio con Arzu, tornato in campo. Minuti anche per lui, Arzu, con il giocatore anche lui sardo come Mattana, come Ezzi, gli autori dei gol. Eccolo qua Arzu che prova a partire, pallone fermato. Non si capiscono in questa circostanza Felipe Melo e Victor Melo. Il pallone regalato al 360. Adesso c'è l'errore per un'impostazione di Iñaki con il tiro provato da Kaká. Iñaki, qualche errore di troppo. C'è calcio d'angolo. Anzi no, voleva battere il calcio d'angolo Guga, niente da fare per gli arbitri. Si deve ripartire con il pallone per il 360 con Quintairos, fermato, fallo laterale. L'ultimo tocco è di Felipe Melo. All'indietro lo scambio di Cianchi, l'apertura. Adesso lo pallone per Quintairos, ancora Quintairos, prova in surplus, tira Quintairos, la blocca Fiuza. Lambrabet, palla girata, prova a chiedere l'1-2, pallone che resta lì. Allora Cianchi, scambio Arasa, Inaki, ancora pallone girato, lo recuperano 360 e chiamano un po' di calma per far girare il pallone, attaccato tra i piedi di Quintairos. Prova a girare il tiro in porta, palla messa fuori. Fiuza che può ripartire. Palla lunga per Tiago Bissoni, arriva lui il pallone, prova a girare, era uscito dai pali Tim a chiudere lo specchio, non aveva grande spazio per trovare l'angolino, il numero 25 del Petrarca. Palla rimessa in calcio d'angolo. Allora Ben Lambrabet, il tocco, l'ultimo e il suo regalo per il 360. Siamo a metà esatta della ripresa, ancora 2-0 per il 360 GG Monastir con il tocco, il pallone in mezzo, prova la girata in porta Danicino, passa davanti a tutta la porta di Fiuza che guarda il pallone uscire dalla parte opposta. C'è stata però la deviazione, allora è Murga che dovrà battere il fallo laterale in proiezione offensiva. Quasi un corner corto, Danicino prova il tiro al volo, la respinta ancora di Fiuza. Tra gli applausi sto gioco, la girata al volo di sinistro per Danicino che adesso va a recuperarsi anche il pallone. Lo scambio con Murga, l'apertura tutto sulla destra per Rasa che va a controllare il pallone, l'appoggio al portiere ai 4 secondi, il rilancio verso l'altro portiere Fiuza, altro lancio in profondità, altro errore dei due estremi difensori, palla che finisce fuori con il cambio. Esce Felipe, entra Victor Melo con il capitano che riprende la sua posizione nel campo. Tim Arasa, apertura per Cianchi, lo scambio per Murga, ancora Murga, lancio lungo ancora per Cianchi, mette giù il pallone, anzi Arasa, l'apertura per Danicino in mezzo. Arasa era finito a terra, non ha avuto la forza per rialzarsi.
opportunità nell'Amrabat all'indietro per Thiago Bissoni, lo scambio con Parrell, ancora Parrell rientrato in campo, apertura per Bellamrabat, messo giù da Arasa, c'è il fallo e ci sarà anche il cartellino giallo per Arasa. Alexandre Manuel da Silva ammonito anche lui nel primo tempo, l'ammonito era Danicino. Tutti e due nel 360 le ammonizioni di questa partita. 9:35 da giocare, 2 falli per la squadra di casa, 1 per quella ospite che può battere questo calcio di punizione con Kaká che è tornato in campo. Il pallone è lì e Kaká che prova a far partire il suo destro, la palla deviata dall'altro 14 Quintairos, palla in calcio d'angolo. Con Thiago Bissoni che può battere questo tiro dalla bandierina, palla in mezzo. Iñaki a mettere fuori. Ancora Thiago Bissoni, palla giù. Kaká, il tiro attraversa tutta l'area di rigore con il tocco ultimo di Iñaki in calcio d'angolo. Adesso prova anche dalla distanza la squadra di Giampaolo per provare a scardinare la porta al momento inviolata del 360. Si allarga Kaká, il pallone per lui, tiro al volo, questa volta preso di collo esterno, pallone che vola via. Allora Kaká si accomoda in panchina, rientra in campo il capitano di nuovo Victor Mello. Fallo laterale per Murga, l'appoggio a Tim parte tutto sulla destra, Cianchi, gli arriva il pallone, prova a partire ancora Cianchi, è tutto largo con il pallone per il tiro sbagliato di Iñaki. Cosa si è mangiato il 360? Danicino, magia per trovare dalla parte opposta Iñaki, forse è arrivato stanco su questo pallone. Il numero 11 del 360 si è trovato un pallone ottimo, strozzato il tiro di sinistro. Pallone adesso per Murga, Danicino porta palla, offre ad Iñaki, Cianchi, ancora Iñaki, Murga adesso prova a controllare il possesso, 360, Tim, altro lancio in profondità, prova e l'ha girata Murga, pallone era sul suo piede, non era facile trovare però la coordinazione giusta per provare a inquadrare la porta, ci ha provato comunque capitano del 360. Allora è Parrell che prova a partire, lo ferma Iñaki, poi recupera palla con Guga dalla distanza, c'è il tocco con le manone di Tim a mettere in calcio d'angolo. Ci ha provato anche Guga che adesso è richiamato in panchina. Nelle situazioni da fermo ritorna spesso Kaká per i suoi tiri al volo, per le conclusioni dalla distanza. Il piede caldo del giocatore in maglia 14, Carlos Augusto dos Santos da Silva. Per tutti Kaká in campo di nuovo, palla però messa in mezzo, chiedono un tocco di mano, 3 contro 2, Danicino, l'apertura per Murga, ancora Murga, chiuso da Parrell, prova il passaggio in mezzo, lo chiude Parrell, calcio d'angolo con Murga, può controllare adesso il posizionamento dei suoi compagni, mette giù alla lunetta del calcio d'angolo, la palla che arriva a Danicino, non può battere a rete, l'appoggio a Tim, il portiere deve liberarsi del pallone, non aveva compagni liberi, la spara via. Tanto si rivede in campo anche Felipe Melo. Fiuza con il pallone per il rilancio in profondità, il colpo di testa di Iñaki, poi Cianchi lungo per il tentativo, c'è il colpo di testa del capitano Victor, mette il pallone fuori, calcio d'angolo per il 360, 8 minuti da giocare, sempre 2-0 con Murga che con calma si prende il pallone, piazzata
la difesa, pallone verso il tiro di Iñaki, il destro troppo largo. Parrell, Kaká, Victor, era Felipe Melo con il pallone adesso per Parrell. Eccolo Victor Melo, palla per Kaká, lo scambio per Parrell, si fa vedere ancora Felipe, sbaglia però il controllo del pallone, aveva provato a passargli dietro Parrell, non si sono capiti due, il controllo non felice del giocatore in maglia 10 del Sin Bios Petrarca, che adesso va a difesa con il colpo di testa in mezzo dove per poco non ci arriva Quintairos. Ben posizionato Lorenzo Ezzi, grande partita la sua, sta sfruttando al meglio tutti i minuti che gli sta dando il suo tecnico Podda. Lorenzo Ezzi, già autore del gol del vantaggio, la prima rete messa a segno in casa della sua squadra. Adesso prova Arasa, deve salvare in qualche modo, ce la fa. Il fallo laterale, Tim Iñaki porta palla, va da solo, l'apertura, l'errore e adesso ci prova Felipe con il pallone respinto, pallone in mezzo per Parrell, fermato anche lui. La buona difesa del 360 che per poco non ha fatto la frittata, però in uscita errore di Iñaki che ha regalato palla agli avversari, non ne ha approfittato la squadra di Giampaolo, che però può ripartire con il controllo del suo capitano Victor Thiago Bissoni. Ancora Victor Mello, Parrell, ancora Thiago Bissoni, Parrell chiede l'1-2, Iñaki si allunga il pallone, ancora Bissoni all'indietro per Victor Mello, Parrell, Kaká, sempre Kaká, deve proteggere il pallone, Parrell provare a impostare sull'attacco di Arasa, ancora Kaká, difesa, tanto entra il portiere di movimento, 6:40, ci prova adesso Giampaolo a 6 minuti, vediamo come la squadra di Podda va a difendersi adesso con il pallone per Parrell, tutto dall'altra parte, non ci arriva per un soffio Felipe Melo con la maglia da portiere di movimento. Victor Melo, Felipe, Victor, scambiano i due, Parrell, Kaká, l'errore con Arasa, il pallonetto non ce la fa a trovare la porta, mani tra i fianchi per Arasa, richiamato dal suo tecnico, torna Danicino e rientra in campo anche Felipe Melo, lo scambio con Victor e lui l'ultimo uomo con pallone tra i piedi, Parrell, Kaká, ancora Parrell, Felipe Melo, Victor, scambiano ancora i due. Sempre a posizionarsi per provare con calma, ancora 5 minuti, c'è tanto tempo per provare a trovare l'imbucata con il portiere di movimento, con l'uomo in più sul campo. Thiago Bissoni prova ad accelerare adesso, Victor, Parrell si chiude bene, adesso prova il tiro Victor, palla respinta in fallo laterale. Buona la chiusura, si gioca Thiago Bissoni all'indietro, pallone ancora per lui, Felipe, Parrell, ancora Felipe Melo, l'apertura per Parrell e poi sbaglia tutto, Kaká non ci può arrivare, Murga, tanto rientra Arasa, lo scambio, però sbaglia completamente la rimessa Murga, alla regalata. E allora in queste situazioni è ben chiara la volontà dei due tecnici, quando il 360 difende va in campo anche esce Arasa per Danicino e dall'altra parte portiere di movimento per Felipe Melo che va a controllare, Victor
per Parrell. Kakà ancora gli scambi per trovare i tempi giusti. La difesa del 360 che si muove, l'accelerazione. Adesso Felipe, apertura per Bissoni, pallone in mezzo, l'errore, prova il tiro da distanza Quintairos, altro errore. Questo forse poteva ragionare leggermente di più rispetto al tiro di prima di Arasa, che non aveva tanto tempo per battere a rete. Qua Quintairos, altro errore, fallo laterale battuto da Danicino, il pallone però che non può essere rimesso in gioco, e allora di nuovo Arasa in campo e di nuovo anche Fiuza in campo. Murga, palla per Fiuza, esce il portiere con il controllo, poi Quintairos. Murga prova a partire da solo, fermato, ma c'è Iñaki con il pallone controllato da Quintairos, poi l'apertura per Arasa, fermato, fallo laterale, l'ultimo tocco è del 2 del 360 che esce ancora come sempre per Danicino. Allora Victor Mello, Parrell, ancora Parrell, imbucata per Tiago Bissoni, c'è il tocco e c'è anche il fallo, il colpo dritto sulle gambe di Tiago Bissoni che va a terra e conquista una buona punizione a 2 metri dall'area di rigore. Torna in campo Arasa, fuori Danicino. Ci sono Kakà e Parrell sul pallone, con Tim che va a posizionare la sua barriera. 3 minuti e 37 alla fine della partita, sempre 2-0. Questo era il terzo fallo per il 360 Monastir. Calcio di punizione ancora con però il pallone questa volta offerto al capitano Victor Mello Rossi, con il pallone giù. Ecco la rincorsa di Victor, il tiro a giro, la traversa, il pallone che poi va su, incrocio dei pali, grande botta, palla che si è impennata. Victor, colpo di testa poi di Murga, fuori, torna Danicino, torna anche Kakà, per un attimo uscito fuori. Si ritorna ancora con l'uomo di movimento per il Simbios Petrarca. Tiago, l'apertura ancora per Victor Mello. Felipe, ancora scambio tra i due, questa volta è Kakà, un po' più indietro, più avanti di lui Parrell, li ha invertiti il tecnico Giampaolo in questa azione di uomo di movimento in più. Eccolo Parrell, scarico per Kakà, Victor Mello, Felipe, ancora Victor, Parrell, Kakà prova a mettere in mezzo, lo contrae Murga, c'è il fallo laterale, 2:35, adesso si assottiglia il tempo a disposizione, sempre lì però con pazienza, far girare palla. Adesso per un attimo sbaglia il controllo palla e la regalano con il tiro di Tim, pallone preso però dal capitano Victor, va a portare su i suoi. Felipe Mello si rimette adesso la posizione, Danicino chiude le gambe, non fa passare Felipe Mello che adesso apre per Tiago Bissoni, il tiro sbagliato completamente. Tim, controllo palla all'indietro per Murga, Iñaki, giro palla, tutto di prima, Arasa però non trova l'ultimo tocco per Quintairos e allora si gioca con Parrell a portare palla
tornare in campo anche l'uomo di movimento. 1:46, adesso è Victor Mello con il pallone in mezzo, la respinta da parte di Iñaki, palla fuori, sospira un attimo, esce, cambia il portiere di movimento, ritorna Felipe Mello. Per un attimo era Ben Lamrabet, ha provato a indossare la maglia bianca, ci ripensa subito Giampaolo e allora si gioca ancora con Felipe, lo scambio per Thiago Bissoni all'indietro, Parrell, adesso è Felipe Mello, ha scambiato la posizione col suo capitano che va adesso a prendersi il pallone tutto a destra, lo scambio tra i due, Kaká, Victor Mello con il pallone per Felipe, apertura per Thiago Bissoni, pallone messo fuori dalla scivolata parte di Quintairos, torna Danicino e esce ancora Rasa, così vuole mister Podda. 1 minuto e poco più al termine, nel futsal succede tanto in 1 minuto e allora grande attenzione, riflettori puntati sul Paladante per questi ultimi 58 secondi, palla tagliata, poi il tiro viene respinto in fallo laterale, colpito il soffitto. Tanto Danicino chiede al suo pubblico il sostegno necessario per questi 50 secondi, poco più, che separano la squadra sarda dalla prima vittoria, e arriva anche il time out chiesto dalla panchina di mister Giampaolo, che vuole parlare con i suoi uomini per orchestrare questi ultimi attacchi. Diciamo che in 1 minuto succede tanto e quindi tecnico navigato come Luca Giampaolo, che non a caso siede su questa panchina a 6 stagioni, riconfermatissimo anche quest'anno dopo la grande stagione dello scorso anno, i playoff, il terzo posto, la grande stagione. Come grande stagione è stata anche quella del 360 nella scorsa Serie A2 con la vittoria del campionato per gli uomini di Podda. Allora si può ripartire, ultimi 53 secondi da giocare, manca poco ma sono lì le due squadre a ripartire. Eccoli qua, di nuovo il countdown iniziato. Kaká, Parrell, Victor, Felipe Mello con il pallone, ancora Victor Mello, Rossi con l'apertura, pallone tagliato, finisce fuori, l'errore di Felipe Mello. Tim che tiene palla, chiede ai suoi di andare lunghi in avanti, palla tenuta, poi c'è l'errore da parte di Felipe Mello, non era portiere, era fuori dalla porta. Il colpo con la coscia finisce in calcio d'angolo, allora sì che può adesso tirare un po' il fiato il 360 Gigi Monastir. All'indietro Arasa, 30 secondi all'indietro ancora per Tim, adesso forse non ci crede neanche più tanto la squadra ospite, che però ha un altro pallone da giocare. Parrell attaccato da Murga, gli porta via il pallone, tutto regolare, Murga prova il tiro, lo chiude, c'era Rasa in mezzo, pallone messo fuori, poteva avere una grande opportunità tra i piedi. C'è anche l'ammonizione per Parrell per le proteste. Gioco per Tim, blocca il pallone, 12 secondi, però c'è l'arbitro che chiede di ribattere probabilmente, palla che viene rimandata dall'altra parte. Vediamo se il cronometro resta a 12 secondi. Partono gli applausi del Paladante, 12 secondi adesso il traguardo per Podda e compagni è vicino, 8 secondi, Parrell però ci prova fino alla fine, Murga la porta via, e allora ultimi 3 secondi, allora sì, con il tiro c'è il colpo di mano
proprio quando c'è il fischio finale per la prima vittoria in campionato, la prima vittoria in Serie A per il 360 GG Monastir, che con le reti tutte sarde di Ezzi e Matana si porta a casa i primi punti della stagione, lo fa di fronte al proprio pubblico. Dall'altra parte l'impegno con la vittoria è rimandato per la squadra Sink Bios Petrarca a Padova, che dopo il prima sconfitta all'esordio non riesce ad arrivare alla vittoria neanche alla seconda giornata. Ci sarà tempo, il campionato è lunghissimo e allora c'è la possibilità ancora per la squadra che ha brillato l'anno scorso di poter tornare a farlo anche in questa stagione. Va a gioire invece il 360, che si può portare a casa quindi i 3 punti con questa grande vittoria. Allora noi andremo fra pochissimo sempre in diretta con le interviste ai protagonisti e allora ci aspettiamo ancora pochi istanti affinché possano arrivare qua nella nostra postazione i protagonisti dell'incontro.